I pasti non erano di loro gradimento, il pocket money è stato ritenuto insufficiente per far fronte alle esigenze primarie della singola persona. È per questi motivi che è scoppiata una nuova rivolta di stranieri minorenni non accompagnati, gli immigrati che di fatto giungono senza un familiare e che vengono affidati alle comunità dislocate in tutto l'Agrigentino. Questa volta a protestare a gran voce sono stati gli ospiti della comunità Il Filo di Arianna di Favara. Per 2 ore, stando a quanto è stato ufficialmente ricostruito dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento, i migranti, tutti giovanissimi appunto, hanno alzato la voce all'interno della struttura, si è anche temuto a un certo punto che quella protesta potesse degenerare, motivo per il quale è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Nella comunità d'accoglienza per immigrati minorenni si sono dunque precipitati i carabinieri della tenenza di Favara. Non è stato semplice, non questa volta almeno per i militari dell'Arma, riuscire a calmare gli agitati animi dei giovanissimi. Migranti che continuavano infatti a contestare non tanto la qualità quanto la tipologia di vitto che gli viene quotidianamente somministrata. Giovani che inveivano contro gli operatori della struttura anche per quel pocket money troppo esiguo, troppo scarso per sostenere le loro spese personali. Dopo che ci avevano già provato gli operatori della struttura d'accoglienza, anche i carabinieri della tenenza di Favara hanno spiegato e diverse volte che il pocket money non viene affatto deciso da chi coordina la casa d'accoglienza, ma che è stato stabilito a livello nazionale. Soltanto dopo 2 ore, dunque, la mobilitazione degli ospiti della struttura Il Filo di Arianna è rientrata. Per fortuna non sono stati creati danni alla struttura.